Ritroviamo con grande piacere Davide Giorgi nel suo nuovo ruolo di presidente del Comitato Paralimpico Veneto, ruolo per il quale è stato eletto da alcuni giorni. Innanzitutto, presidente, complimenti, buona giornata e grazie per aver accettato nuovamente il nostro invito. Grazie a voi. Allora, presidente, per prima cosa, come stanno andando questi primi giorni con questo suo nuovo ruolo? Ecco, che in particolar modo su che cosa state puntando maggiormente l'accento? Allora, sono giorni intensi perché dopo 12 anni di un mandato bellissimo, qual è stato il mio predecessore Ruggero Vilnai, mi ha lasciato un'eredità importante, un lavoro dove l'asticella è stata posta molto alta e quindi reddito veramente un comitato molto molto attivo in tutta la regione. E lo stiamo organizzando i nuovi progetti che stiamo per avviare, però abbiamo anche tutta la fase elettiva nazionale dove candideremo alcuni nostri rappresentanti in seno al Consiglio e alla Giunta nazionali, quindi stiamo anche lavorando su una prospettiva nazionale, quindi il lavoro della prospettiva nazionale e il lavoro dell'insediamento della nuova giunta. Ho 6 componenti fantastici che provengono dal mondo dello sport sia come dirigenti, come atleti, come tecnici, con i quali insomma ci siamo dati un programma importante. Un mondo, quello dello sport paralimpico, particolarmente sentito nel Veneto, vista la quantità di atleti che lo praticano. Beh, siamo arrivati veramente negli ultimi 10 anni a triplicare il numero di atleti e a raddoppiare le società. Pensi che il Veneto riesce a livello nazionale a portare a casa il 30% delle medaglie paralimpiche nelle ultime edizioni, e questo è stato il dato più importante. Abbiamo più di 2750 atleti, però l'obiettivo nostro è con il lavoro prossimo riuscire ad aumentare ancora questi numeri, anche perché insomma vorremmo utilizzare la legacy delle prossime Paralimpiadi invernali per poter rendere ancora più conosciuto l'attività sportiva paralimpica e quindi diffonderla in tutti gli ambienti utili per poter avviare nuovi ragazzi e ragazze a queste fantastiche attività. Ecco, lei prima parlava del precedente mandato con ottime parole e si parlava di alzare l'asticella, in particolar modo dove bisogna alzare l'asticella oltre a raggiungere un numero più alto di praticanti. Quali sono gli aspetti su cui bisogna ulteriormente insistere per far crescere ancora questo movimento? Abbiamo in programma di affrontare 3 ambiti per noi molto importanti. Il primo ambito è quello sanitario. Stiamo approntando la redazione di un accordo quadro con la Regione per poter diffondere in tutte le ASL l'attività sportiva paralimpica come elemento sia di benessere ma anche riabilitativo dei processi riabilitativi delle persone da 6 a 49 anni. Con questo progetto vogliamo entrare in tutti gli ospedali riabilitativi, nei centri riabilitativi e in tutte quante le commissioni di certificazione della disabilità. Questo è il primo ambito. Il secondo ambito importantissimo è la scuola. Vogliamo incominciare a rafforzare il rapporto che abbiamo con la scuola e nella formazione degli insegnanti per diffondere sempre più attività adattate alle persone, ai ragazzi con disabilità presenti nelle varie classi, per attività inclusive e anche unificate. Terzo aspetto importantissimo, le federazioni sportive. Noi vogliamo entrare di diritto in tutte quante le società sportive, in tutte le discipline, quindi vogliamo incoraggiare tutte le società sportive venete ad ampliare la propria attività anche al mondo paralimpico e quindi creare occasioni di attività anche per persone con disabilità. Questi sono i nostri 3 principali obiettivi che vogliamo perseguire nei prossimi 4 anni. Ecco, e per raggiungere questi obiettivi, per fare in modo di diffondere questa mentalità, chiamiamola così, quali sono i paletti che vanno tolti? Quali sono gli ostacoli che vanno rimossi? Beh, in primis l'ostacolo maggiore è l'ostacolo culturale. Noi dobbiamo
convincere il mondo sportivo che si può fare attività sportiva per persone con disabilità e che questo non è affatto più gravoso che farlo per persone senza disabilità. Quindi l'aspetto culturale dell'accessibilità e della possibilità per tutti l'opportunità di fare attività sportive adattate deve essere uno degli aspetti culturali che più deve essere inserito e integrato all'interno del nostro contesto sociale. Il secondo paletto è l'accessibilità dei luoghi. Dobbiamo continuare a sollecitare le amministrazioni pubbliche ad investire sull'abbattimento delle barriere architettoniche. Questo ci darà modo di rendere l'attrezzatura sportiva e l'impiantistica sportiva sempre più abile. Lei presidente è stato delegato CIP per la provincia di Treviso, da anni nella sua attività molto vicino, molto sensibile al tema della disabilità. Che cosa le ha insegnato in particolare questa tematica come professionista e come persona? Beh, la cosa più bella che tutta questa esperienza mi ha lasciato e la comunico spesso ai ragazzi più giovani, che noi ci concentriamo spesso su quello che non abbiamo. Le persone di disabilità che fanno sport oggi ci insegnano che bisogna concentrarsi su quello che abbiamo e valorizzare ciò che abbiamo. Le risorse che abbiamo vanno valorizzate e questo è uno degli insegnamenti più importanti che ho ricevuto e che mi fa superare qualsiasi difficoltà possa incontrare ed avere un atteggiamento positivo nei confronti del lavoro e dell'attività che svolgo, trovando quindi sempre soluzioni per ogni problematica. Insomma, molto è stato fatto, ma molto è ancora da fare, da quello che mi par di capire. Beh, siamo ancora un po' indietro noi del movimento paralimpico nella misura in cui il mondo olimpico oggi rappresenta e coinvolge il 41% della popolazione attiva qua nel Veneto a un'attività motoria. Quindi insomma noi oggi riusciamo come mondo paralimpico a coinvolgere solo il 10% della popolazione disabile e questo su un numero di persone pari a 374.000 disabili presenti nel Veneto. Quindi abbiamo ancora un grosso lavoro da fare, abbiamo un gap del 30%, però siamo convinti che nei prossimi anni, grazie anche sia alle Paralimpiadi ma all'impegno delle nostre società qua nel Veneto, possiamo veramente incominciare a ridurre questa forbice e a diffondere sempre di più il valore dell'attività sportiva o motoria adattata nella popolazione disabile. Chiarissimo. E dunque per averci parlato delle priorità del suo nuovo incarico, della sua esperienza e quant'altro, ringraziamo di cuore Davide Giorgi, neoeletto presidente del Comitato Paralimpico Veneto, per essere stato con noi. Sono io che ringrazio voi e ne approfitto anche per farvi gli auguri di Pasqua a voi e alle vostre famiglie. Grazie. Grazie Presidente, auguri che accettiamo e ricambiamo di cuore.